Giornata di sangue tra Mestre e Marghera con due gravi episodi a distanza di 4 ore uno dall'altro. In via Fratelli Bandiera, poco distante dal centro sociale Rivolta, verso le 20:30, una donna è stata aggredita da un uomo armato di coltello che l'ha colpita al termine di una lite. Le ferite a mani e volto farebbero pensare a un tentativo di difesa dai colpi. Soccorsa dal SUEM, è stata trasportata all'ospedale di Mestre con diverse lesioni da arma da taglio, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri di Mestre stanno cercando l'aggressore che si è dileguato dopo aver colpito la donna. Poche ore prima, verso le 16:30, in via Gavagnini, in quartiere Pertini a Mestre, si verificava un altro episodio, una lite furiosa tra due ex fidanzati separati in casa che si sarebbe potuta concludere anche in questo caso in modo peggiore. Al culmine di una lite, la donna ha colpito con un pezzo di vetro l'ex fidanzato cinquantenne all'addome, ora ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre la donna è stata portata in carcere. I due però non sarebbero nuovi a liti violente, come racconta chi conosce bene il quartiere. È una coppia già conosciuta da tempo, un po' problematica, dedica anche al laico, quindi con problemi di questo genere. Lì c'è stata una lite familiare, evidentemente familiare nel senso che sono stati assieme parecchi anni. Adesso dicono che si sono lasciati, ma il fatto avvenuto ci dimostra che insomma i rapporti erano ancora tesi, molto, molto duri, ecco. Secondo Rocelli, però, alcuni di questi episodi si potrebbero evitare se nel quartiere ci fossero attrattive coinvolgenti per chi lo vive. Qui non c'è niente, non c'è un cinematografo, un teatro, non ci sono attività di nessun genere, manca il comune, gli uffici comunali, la polizia locale, insomma non c'è niente di niente. È logico che in un quartiere del genere, se non hai possibilità diverse da muoversi, da occupare il tempo, fare qualcosa di importante, ti dedichi a che cosa? Alla birra. L'appello che mi dicevi ai sindaci è grande attenzione a questi quartieri in cui non c'è niente, perché prima o poi scappa qualcosa. Ora, siamo riusciti a tenere condizioni abbastanza ottimali, però non è che possiamo per sempre tenere questa situazione. Ci diano una mano. Ecco, candidati a sindaco, fate attenzione ai quartieri.